Buonasera e benvenuti a questa prima tornata di quello che è un appuntamento di ogni anno ormai, le pagine cordiali. Hanno affidato a me l'onorevole incarico di dire due parole di introduzione a questa nuova serie, ma soprattutto l'incarico di presentare l'oratore di questa sera. E a questo compito io mi sottraggo perché mi sembra assolutamente superfluo presentare l'oratore di oggi, Sergio Perosa, a Venezia, dove egli ha esercitato un insegnamento prestigioso a Ca' Foscari per molti anni, presentarlo a chi ha seguito la sua attività di critico e di storico delle grandi letterature di lingua inglese, presentarlo a chi ha avuto già il piacere di ascoltarlo proprio in questa sede, in vari suoi interventi che ogni volta ci hanno lasciato istruiti e ammirati. Quindi non lo presenterò. Vorrei dire due parole invece sul fatto che questi nostri incontri sono tutti registrati e visibili in rete dal giorno successivo all'evento. Quindi il mio benvenuto in questo momento va non soltanto a coloro che ci hanno onorato della loro presenza, ma anche agli uditori virtuali che si contano ormai in molte migliaia, che ci ascolteranno nei prossimi giorni da casa propria. Senza aggiungere altro, prego il professor Perosa di parlarci dei sonetti di Shakespeare. Ho un'avvertenza e una richiesta. Su questo argomento ho scritto 3-4 volte, per cui se qualcuno mi sentirà ripetere delle cose, per forza non posso reinventare o cambiare quello che ho avuto occasione di dire. Volevo sapere semplicemente per mie preferite le citazioni in inglese o in italiano? Allora stiamo qua fino alle 7. Tua discrezione. Va bene, allora cercherò di vedere. Ora, sappiamo così poco della vita di Shakespeare che proprio nei suoi sonetti si cerca una chiave che ne riveli la natura di uomo e di scrittore, le predilezioni e i sentimenti. Il poeta romantico Wordsworth scrive che gli ha dischiuso il suo cuore nei sonetti e il suo successore Robert Browning rispose: se è così, tanto peggio per lui. Vedremo perché. E anche nel Novecento un altro poeta, W.H. Auden, li considera nuda confessione autobiografica. E in una delle sue ultime opere, il critico Stanley Wells, che viene spesso fra noi a Venezia, li ritiene poesia confessionale, come i disegni erotici di un Fisley o di un Turner. Il che, aggiunge lui, e confermo io, la dice piuttosto lunga sulla loro natura. Ora, il loro interesse si delinea subito come duplice. Svelerebbero dunque l'enigma Shakespeare facendoci entrare nel suo privato, ed è un privato piuttosto osé di segreti scabrosi, rivelazioni intime, confessioni pruriginose. Si aggiunga che i sonetti sono l'espressione lirica di uno scrittore di teatro, eminentemente drammatico, incline a mascherarsi in diversi, contrastanti, difformi personaggi, con quella che è stata definita una capacità negativa di Shakespeare
di mimetizzarsi negli altri. Il loro contenuto, approccio e modo di sviluppo è inoltre anticonvenzionale al massimo, al di fuori delle norme e aspettative correnti nel suo tempo. Ed ecco quindi un altro motivo del fascino di questi 154, o meglio 152 e 2 mezzi sonetti famosissimi, che sono in primo luogo vertici dell'espressione poetica ed esempi di una insuperabile ricchezza e padronanza del linguaggio. E come vedete la carne al fuoco è fin troppa. Era uno scrittore che veniva dalla campagna, che sposò a 18 anni una donna più anziana di lui di 6, ebbe subito un figlio dopo 6 mesi, 2 gemelli, a 21 anni aveva già moglie e 3 figli, con una delle figlie ebbe rapporti piuttosto tesi e improvvisamente nel 1592 lo troviamo a Londra, nel mondo dei teatri, allora relegati ai margini anche geograficamente della città e stimati poco più che bordelli. Ridarguito da altri scrittori per essersi fatto bello con penne altrui. Ebbe un patrono gentilizio a cui dedicò 2 poemetti narrativi di argomento erotico mitologico, secondo la voga del tempo, e nel 1958 venne lodato sia per l'eccellenza come drammaturgo, sia per il carattere mellifluo e zuccheroso dei suoi sonetti, alcuni dei quali quindi alla fine del secolo circolavano manoscritti. La sua fortuna, anche economica, di uomo e di scrittore fattosi da sé, con poco latino e ancor meno greco, come gli fu rinfacciato, fu però dovuta principalmente al suo essere attore e azionista della compagnia teatrale, per cui componeva i suoi drammi, che ebbe dapprima patrocinio del Lord Ciambellano sotto la regina Elisabetta I e dal 1603, alla morte di lei, dello stesso re che le successe, Giacomo I. Così fece fortuna come attore e azionista, investì oculatamente i suoi soldi in proprietà immobiliari e ancora all'apice del successo, dopo qualche piccineria coi familiari e con i vicini, si ritirò benestante al paese natio e vi morì a 52 anni. Non si era curato di pubblicare i suoi drammi, che del resto era contrario agli interessi della compagnia teatrale per cui scriveva, che tutto voleva benché che fossero pubblici questi testi. Metà di quelli che rimasti circolavano in edizioni poco curate, forse rubate, forse ricostruite a memoria da chi appunto voleva renderle pubbliche, e solo 7 anni dopo la sua morte, nel 1623, ebbe la consacrazione postuma con l'infolio dei suoi drammi, pubblicati dai suoi compagni di teatro, e solo un secolo dopo, solo dal 1750, sarebbe cominciata la travolgente fortuna del bardo nazionale, perché prima era praticamente ignorato. Ma dei suoi gusti, passioni e pulsioni personali nulla sappiamo, se non appunto quello che si può arguire dai suoi drammi o che ci possono rivelare i sonetti, se li prendiamo per autobiografici. Sono terreni estremamente scivolosi. Nemmeno i sonetti era stato lui a pubblicarli. Nel 1609, ma un altro, un semplice stampatore, con una dedica misteriosa, con una dedica a un misterioso
unico ispiratore, only begetter, o unico procacciatore dei sonetti, indicato con le sole iniziali WH, su cui si scatenò la furia indagatrice dei critici e la fantasia di uno scrittore come Oscar Wilde nel suo racconto The Portrait of Mr. W.H. Forse Shakespeare neppure sapeva della loro pubblicazione, o magari era contrario a che venissero pubblicati. Aveva infatti ormai composto, nel 1609, quasi tutti i suoi drammi maggiori, era affermato, e sonetti così personali e provocanti e provocatori avrebbero potuto danneggiarlo. E del resto la voga del sonetto, fiorentissima nel decennio precedente, quando si contavano i canzonieri a dozzine, era in declino a quel tempo. Ed è un fatto allora che questi sonetti, che potevano risultare sconcertanti o scandalosi, passarono quasi del tutto inosservati, o addirittura c'è chi arguisce, sostiene o immagina, furono soppressi. Gli enigmi si infittiscono. Sono sonetti dell'ultimo decennio del Cinquecento, cioè relativamente giovanili, come testimonia la menzione che ne viene fatta nel 1598, o del primo Seicento, ossia della piena maturità dello scrittore e di un periodo storico-politico ben diverso dal primo. È impossibile stabilirlo di sicuro. Ora, il loro stesso ordine all'interno del canzoniere è quello voluto da Shakespeare? È meditato oppure casuale? Peggio ancora, sfalsato da chissà chi? E anche in questo ci sono stati infiniti tentativi di riordinarne l'ordine e a seconda del riordinamento l'interpretazione. Sarebbe comunque un'enorme perdita se non li avessimo questi sonetti, se non fossero stati anche maldestramente o surrettiziamente pubblicati, perché sono una silloge fra le più intense, ispirate e coinvolgenti di poesia. Serviranno o non serviranno a svelare l'animo di Shakespeare, di certo rivelano una vena lirica e drammatica allo stesso tempo delle più alte, personali, di uno che fu indubbiamente maestro di poesia teatrale. E di questa sua maestria, o essenziale caratteristica, portano molti segni che le distinguono da quelli contemporanei o di ogni altro grande poeta. Sono sonetti che ruotano attorno a una possibile storia, a un affaire, anzi un duplice o triplice affaire, piena di tensioni e lacerazioni, anticonvenzionale, appassionata, per molti versi sregolata, che già di per sé costituisce metà del loro interesse e della loro grandezza. L'altra metà è naturalmente nell'insuperabile maestria verbale. Allora, cominciamo. Il triangolo. I primi 126 sonetti sono indirizzati o si rivolgono prevalentemente a un uomo indicato come il fair youth, il bel giovane biondo, il caro ragazzo, il master mistress of my passion, il signore signora della mia passione e simili. Chi sarà mai il misterioso dedicatario, il patrono, conte di Southampton o conte di Pembroke,
che fosse, o chi altro. Le scelte variano a seconda di come vengono datati e a seconda di come si interpreta l'indubbia passionalità, anche fisica, che li pervade. Gli altri, dal 127 alla fine, riguardano invece o sono indirizzati a una donna, la Dark Lady, la dama bruna o la donna scura o la donna mora. Anche della sua identità non si sa assolutamente nulla. Ora, quelli del primo gruppo, 126 indirizzati o dedicati al bel giovane, sono pervasi da tutta la gamma dell'amore e dell'infatuazione, a tratti, come dicevo, fisica. E quelli del secondo gruppo, molto minore di numero, come da una febbre e una furia sessuale, ma anche da un astio e un disprezzo per la donna e per la carne a cui non ci si può sottrarre. Sono i primi e i secondi scabri e violenti, offensivi e perfino alle volte volgari. E quindi non capiamo perché nel 1598 li considerassero melliflui e zuccherosi, altro che melliflui e zuccherosi, vedrete fra poco. Ora, il punto dirompente, onde la situazione drammatica e la storia, l'affaire che li caratterizza, è che i due personaggi principali del discorso, altri ne vedremo intervengono nella storia, sono messi in stretto rapporto. Il bel giovane e la dama bruna si conoscono e la donna, che non appare né giovinetta né casta, ma un po' losca e promiscua, seduce il giovane e lo porta via al poeta. E il poeta, dico poeta fra 3 virgolette, cioè intendo l'io che parla nei sonetti, la persona fittizia, ma che potrebbe anche essere Shakespeare se sono autobiografici, e che è il terzo personaggio centrale, ne resta addolorato e sconvolto, anche se non sorpreso, onde l'amarezza e la gelosia. La gelosia si bade per il giovane che gli è stato sottratto, non per la donna, sulla quale si addensa ogni biasimo. Sonetto 144, già stampato alla fine del Cinquecento: Two loves I have of comfort and despair, which like to spirits do suggest me still. The better angel is a man right fair, the worser spirit a woman colored ill. To win me to some hell, my female evil, tempteth my better angel from my side. Devo doverlo tradurre, no? Oh. Allora dice, ho 2 amori, uno di conforto e uno di disperazione, che come 2 spettri mi ossessionano sempre. L'angelo migliore è un uomo biondo e bello, right fair. Lo spettro peggiore, una donna di color bruno, di color nero, e per portarmi in qualche inferno, questa donna malevole tenta l'angelo migliore e lo porta via da me. Se volete, se questi sono sonetti melliflui e zuccherosi, io non lo so. Ora, già prima la situazione era delineata nei suoi sconcertanti aspetti. Allora al giovane scriveva nel sonetto 41: gentile tu sei e perciò da conquistare.
E se una donna corteggia, quale figlio di donna vorrà lasciarla sgarbato prima che lei prevalga? Ahimè, ma potresti almeno non prenderti il mio posto, dove sei costretto a rompere una doppia fedeltà. Questo è il 41, ancora più esplicito il 42. Che tu abbia lei non è tutta la mia pena, che lei abbia te è il mio maggior tormento, una perdita d'amore che mi tocca da vicino. Quindi non sono io che costruisco la storia, ce la dice lui chiaramente qual è. Ora, i sonetti sono quindi al centro della situazione drammatica di un triangolo amoroso anche piuttosto sordido, se non l'alimentasse e non la sostenesse una varietà di disposizioni assunti e non la movimentasse il ruolo spesso predominante del quarto protagonista che sovrasta e condiziona gli altri tre, il tempo con la T maiuscola, il tempo vorace, organo della mutabilità che incalza, distrugge e determina, come sempre in Shakespeare, ogni mossa e direzione e ogni possibile esito del dramma. Il tempo con la T maiuscola che compare ossessivamente nel primo gruppo di sonetti, ma mai nel secondo. Quelli per il giovane, ma non quelli per la donna. E la constatazione ha un peso, perché il dramma dell'amore e della morte e del tempo ruota attorno al giovane, non alla donna, il cui ruolo è di suscitare, tormentare o pervertire il desiderio, ma non altro. L'articolazione è ben definita all'inizio della raccolta, come abbiamo visto, e poi i temi e le variazioni si intersecano. E state a sentire cosa succede. Ho spiegato qual è bene la situazione, quali sono le attrattive e le repulsioni. Bene, i primi 17 sonetti sono un invito al giovane a sposarsi. Allora non ci aspetteremo una cosa del genere. E invece è un invito pressante per 17 sonetti al bel giovane che viene definito tenero spilorcio, avaro di sé, che traffica solo con se stesso. Guardate che non sono metafore queste. Che traffica solo con se stesso a sposarsi, a non esaurirsi in sé, a non sprecare la propria bellezza e a non defraudare il mondo di una progenie, che è una prima salvaguardia contro la devastazione del tempo. Il giovane, insomma, è spronato, in toni gentili, talvolta scherzosi, a darsi una discendenza. La distillazione del suo fiore, sto citando, deve dare incremento al mondo, vedersi crescere in un altro, sfuggendo così ai rintocchi che dicono le ore. The clock that tells the time. Quindi questo giovane deve essere un nobile, un altolocato, perché a nessun altro interesserebbe se questo lascia o non lascia una progenie. Scusate, non sono politically correct, ma che i contadini avessero no, figli poteva interessare al proprietario del fondo per avere più manodopera. Ma un tipo di invito come questo può essere diretto solo, ripeto, a un nobile o un altolocato. E nel rivelatore sonetto 20, che è l'esaltazione del Signore e Signora della mia passione, the Master Mistress, col trattino, of my passion, che ha volto di donna ma un cuor gentile, distingue nettamente se la natura, scusate, io devo leggere Shakespeare, non fare come nell'Ottocento,
Se la natura lo ha dotato di un'aggiunta che al mio scopo è inutile, dice il poeta, le donne avranno il piacere di usarlo, ma il suo amore sarà per il poeta una distinzione cruciale, esplicita, non costruita da me, che potrebbe dirimere dall'inizio ogni contesa sull'esatta natura dei loro rapporti. Il rapporto fisico sarà pure della donna, non è quello che interessa, è il rapporto d'amore con il giovane, che sia fisico o no, è totalmente di secondo ordine. Ora, l'invito ad avere una progenie si moltiplica poi in una serie di sonetti, una sorta di sottogruppo, dove si drammatizza una protratta attenzione con la mano oltraggiosa del tempo, sempre con la T maiuscola, dove si esalta l'immortalità conferita dalla poesia, il verso del poeta che resta, mentre la mutabilità e la morte travolgono tutto. Ciò che permane oltre il tempo, allora non è più tanto la progenie, che servirà a scopi dinastici, ma l'umile lavoro, la parola, il genio del poeta. Né il marmo né i dorati monumenti dei principi sopravviveranno a queste possenti rime. Il tempo trafigge la floridezza, ma tuttavia contro i tempi a venire starà la mia poesia. Il tuo monumento sarà il mio verso gentile, tu vivrai, perché tale virtù ha la mia penna. E la morte a me si inchina, perché a suo dispetto io vivrò in queste povere rime e tu in queste troverai il tuo movimento. Sono citazioni dal 55, 60, 81, 107. È una tensione, quella col tempo, che ha i suoi alti e bassi, ma si registra una sorta di pareggio. Il tempo scorrerà veloce e distruttore, la poesia starà lì a contrastarla. La morte sarà allontanata, vinta dall'amore, ma soprattutto dalla poesia che la esprime. Quindi la permanenza contro il tempo è possibile grazie al giovane, all'amore e all'arte. E anche di questo è facile prevedere tutta una sorta di alti e bassi, di alternanza. Col passare degli anni, l'andare avanti dei sonetti, il giovane suscita come una idolatria. Il suo pensiero permette di far fronte alle afflizioni, ai malesseri, alla malinconia. Perché c'è instabilità nell'amore, stanchezza nel poeta, rovello nel pensiero, la veglia, il senso di abbandono, eccetera, eccetera. L'alternarsi, cioè, di sereno e tempesta. Poi anche il timore affiorante, sono bellissime queste cose. L'altro timore affiorante che un altro poeta, un poeta rivale, possa sostituirsi nel cuore e nell'apprezzamento del giovane. Salta fuori un misterioso rivale, un poeta. C'è quindi la paura costante del tradimento, della gelosia, anche se viene data licenza alla tresca con la donna, che tanto è solo fisica, e questa paura del tradimento e della gelosia si alternano al dolore dovuto alla lontananza dell'uno o dell'altro. Tipico di tutti i
canzonieri d'amore. Shakespeare accentua certi tratti di questo. Si pone nei riguardi del giovane in posizione di vassallo e di schiavo. Ecco, quindi conferma che sarà un nobile. Mostra ogni arrendevolezza a ogni suo scarto. Mostra arrendevolezza a ogni suo scarto. Dà voce a un senso di inadeguatezza e insufficienza che prova per se stesso come impari all'amato, come attore o guitto che si è svilito e svenduto, che si è reso buffone agli occhi di tutti ed è rimasto marchiato come la mano del tintore dal materiale in cui opera. Questa sì è una bellissima metafora. Lui, il grande poeta che noi conosciamo, è un guitto, un attore, la cui professione ha sporcato, grazie, ha sporcato e condizionato la natura. Questo sonetto, sono due sonetti, 110 e 111. Tant'è vero che la stessa poesia, prima baluardo contro il tempo, viene per un momento temuto che sia legata, monotona, non più al passo coi tempi. Cioè il poeta Shakespeare si sente superato. Perché il mio verso è così spoglio di nuova pompa, così lontano da variazioni o improvvisi mutamenti? Perché, come fa ora il mondo, non volgo l'occhio a metodi appena scoperti o a composizioni strane? Perché scrivo una cosa sola, sempre lo stesso? Questo è il 76, cioè ha paura di non essere più alla page con i tempi. E ciò sembra motivare o confluire nel desiderio di un fin troppo completo annullamento di sé, una richiesta di dimenticanza e totale oblio, onde anche l'addio temporaneo al giovane attone di una quasi assoluta rinuncia e negazione di sé. Farewell, thou art too dear for my possession. Addio, tu sei troppo caro perché io ti possegga. Per te, contro me stesso, mi votterò alla battaglia. Infine, per questa parte, molti sonetti hanno riflessioni più generali, toccano spunti che si ritrovano ampiamente presenti nei drammi. L'attore è la contraffazione insita nella recita della realtà, il contrasto fra apparenza e realtà, l'inganno del bel volto, in particolare legato al motivo dello specchio o della cosmesi che occulta e inganna, verso la quale il poeta rivela una fortissima ripugnanza. Ora, se la poesia stessa diventa, come dice lui, neghittosa, infingarda, il poeta evidentemente è arrivato a una sorta di quello che oggi chiameremo stallo. Una sorta di stallo. Si sente truant, uno che marca visica, come fanno i soldati o gli studenti. Il poeta diventa svogliato o incapacitato a esprimersi man mano che procede. Perché nel frattempo sono passati 3 anni e in 3 anni nelle cose d'amore e altro può succedere di tutto.
è solo che si accentua questa volontà di negarsi che ha il poeta Shakespeare, che si autodenigra e si autoflagella. Ho alzato le vele a tutti i venti, a salse acide volsi il mio nutrimento. Qui c'entra la dama bruna, perché nei sonetti alla dama bruna l'attrazione o anche l'ossessione sessuale, l'astio, l'accusa, l'invettiva assumono grande violenza di tono, rompendo con tutta la tradizione della sonettistica, della bellezza bionda e angelicata. La donna di Shakespeare è bruna, con occhi neri e capelli corvini, non una donna di Botticelli, ma una prefigurazione delle Veneri nere di Baudelaire e dei decadenti. Ora il nero è della bellezza il vero erede. Allora io giurerò che la bellezza stessa è nera. Questa donna è sensuale e promiscua, la cui voglia è larga e spaziosa. Voi credete che questo sia abbastanza audace? No, è ancora più audace, perché will indica sia la volontà, sia la voglia fisica, sia l'organo sessuale, maschile e femminile. La cui voglia è larga e spaziosa, ovvero, poi smetto di offendervi, con un'immagine ineguagliata, la donna è la baia dove tutti stanno alla fonda. La convenzione cortese è completamente rovesciata. Se prendiamo il sonetto, non ricordo più il numero, 130, quello famoso sulla donna che dice My mistress' eyes are nothing like the sun, cioè gli occhi della mia donna non sono proprio come il sole. Se la neve è bianca, beh allora i suoi seni sono grigi, eccetera, eccetera, in un crescendo. E non per nulla qui saltano fuori i cosiddetti Will Sonnets, cioè i sonetti di William Shakespeare, i sonetti di Will come desiderio, i sonetti di Will come organo sessuale. E state sicuri che Shakespeare non si lascia sfuggire neanche una possibilità per mescolare assieme queste cose, non in un solo, ma in 3-4 sonetti. Ora, Shakespeare è sovranamente anche questo. E come dice lui in un'altra frase estremamente suggestiva, will in overplus, sono un will in sovrappiù, c'è quasi tutto in lui. E allora in certe critiche contemporanee, e io per un po' ci vado anche a nozze, si complicano ulteriormente le cose, perché c'è un sospetto interpretativo, o perlomeno un filo che corre in questa situazione, e cioè sarebbe attratto dalla donna proprio perché è stata fisicamente con l'amico. E insomma l'una cosa aumenterebbe il piacere dell'altra, e nella donna, cui è legato fisicamente, egli avrebbe esperienza per interposta persona dell'uomo. Non voglio esagerare come fanno tanti, specie negli ultimi 30 anni, ma la possibilità di interazioni suggerite o stipulate anche in prospettiva psicanalitica
sono molte e complesse. Tutto comunque nei sonetti del secondo gruppo si presenta più semplice e diretto, il desiderio, l'attaccamento, l'invettiva. Il poeta sa bene cos'è la donna e con chi tratta, o crede di sapere bene. L'orizzonte, per così dire, o per paradosso, si schiarisce. L'amore è una febbre fra l'interiore e l'esteriore dell'uomo, non mediata, mediazione difficilmente possibile. E si arriva a due sonetti, quello che denuncia con un irresistibile crescendo the expense of spirit in a waste of shame, lo spreco di spirito in un deserto di vergogna, che è la lussuria in atto, lust in action, sonetto 129, spergiura assassina, ricolma di sangue e di colpa selvaggia, estrema, brutale, crudele, infida, non appena goduta, subito disprezzata, eccetera, eccetera. E come isolato, anzi è isolato in tutto il panorama che vi ho descritto, l'unico, uno su 154, sonetto di meditazione interiore o metafisica. Poor earth, the center of this sinful earth, cioè poor soul, povera anima, centro della mia terra peccaminosa, incalzata da queste forze ribelli, eccetera, eccetera, che è il sonetto 146. Allora, avviandomi, ma non ancora, perché credo di avere ancora 10 minuti, avviandomi alla conclusione, rimangono altri problemi interpretativi di questi sonetti, che più si leggono e si studiano, più sembrano suscitare domande e misteri. Quelli della passione e della schiavitù eterosessuale sono diretti ed espliciti. I precedenti, quelli per il giovane, sono più sfumati, allusivi, espliciti in certi accenni, per il resto abbastanza sfuggenti. Insomma, come leggerli? Di che amore parlano? È un amore omosessuale o pura convenzione letteraria? Ora, proprio il carattere molto calcato sul sesso di quelli per la donna hanno fatto leggere tradizionalmente questi sonetti, come dal Cinquecento in poi, come l'espressione di un amore intenso, ma in definitiva platonico fra uomini, più sentimentale, letterale, libresco, costruito insomma, come è indubbio in questi 126 sonetti, in linea con la tradizione abbastanza consolidata dei canzonieri rinascimentali e poi di un affetto che va oltre l'amicizia, ma che in realtà, come in altri drammi, come in drammi di Shakespeare, per esempio I due gentiluomini di Verona, l'espressione del fatto che la comprensione fra uomini supera di gran lunga il legame fisico con la donna. Insomma, è detto in poche parole questo. E naturalmente grandi critici come C.S. Lewis sono costretti a considerarli fittizi, inventati, tutta costruzione letteraria. Solo che sarà anche una costruzione tutta letteraria, ma è anche tanto esplicita, neanche tanto. E non occorre che dica negli ultimi 30 anni, con l'inizio dei gay studies, sono diventati solo ed esclusivamente sonetti omoerotici, omosessuali, e gran fanfara, perché finalmente si può dire.
Ora non è più motivo di scandalo. C'è un libro, non vi dico il nome, che si intitola Such is my life, scusate, Such is my love, che è citazione di mezzo verso di Shakespeare, questo è il mio amore, che conclude che l'unico amore possibile è quello per l'uomo. Ora, Shakespeare subisce questo e ha subito altro. Se serve a aggiungere sapore e intensità ai sonetti, alcuni dei quali sono inequivocabilmente appassionati, accogliamoli pure così, lasciando però ogni libertà al lettore, tranne una, che li si interpreti in un modo, che li si interpreti in un altro, sono assolutamente bisessuali. Questo sì, sono bisessuali. Su questo non ci piove sopra, perché ci sono 154 sonetti a provarlo. E quindi è vero che è una passione filtrata dai libri, da una lunga tradizione che c'è già in Chaucer, in altri, ma indubbiamente gli enigmi rimangono. Ora, dopo che vi ho coinvolti in questo affair, in questa storia, lasciatemi dire qualcosa che forse è più importante: la capacità che Shakespeare ha di rivoluzionare, di fare di tutto con la forma e la breve misura del sonetto, che come sapete non è più quello di schema petrarchesco, non più 2 quartine e 2 terzine, bensì 3 quartine e un distico finale, che è come una sorta di firma, di appello finale, di svolazzo, comunque lo interpretiate, perché anche sul distico finale rispetto alla forma petrarchesca ci saranno 30 libri fra libri, saggi, querelle, eccetera. Non entro in questo. Il fatto è che Shakespeare rompe non solo con lo schema metrico e con l'atteggiamento e il sentimento petrarcheschi, ma fa una cosa che solo lui poteva fare, cioè introduce una drammaticità ed un realismo quasi teatrale nelle situazioni, in ciascuno dei sonetti come microtesto e nel canzoniere come macrotesto. Quello che ho cercato di fare è di farveli vedere come una sorta di dramme, non più sulla scena, ma nelle pagine di un canzoniere. Ora, la varietà è anche infinita nella capacità che dicevo prima Shakespeare ha di mimetizzarsi. A un certo punto si presenta come un decrepit father, come un padre decrepito. Un'altra volta si presenta come un avaro che sta sopra i suoi forzieri. Un'altra volta come una solerte massaia che per acchiappare una gallina scappata mette giù il bambino, il quale si mette a rincorrerla anche lui strillando, e in una scena indimenticabile di confusione domestica nel mezzo delle più alte elevatezze di pensiero. Voglio dire che la sua è poesia dell'uomo teatrale, dell'uomo preso nei lacci del mondo e di contrastanti emozioni, degli aneliti e delle aspirazioni che ci nobilitano, tanto quanto delle lacerazioni e delle sofferenze che ci sviliscono e ci deprimono. Non scomoda mai, a differenza di altri sonettisti inglesi e europei, non scomoda mai e non presenta mai sistemi filosofici, allusioni mitologiche o classiche, né, tranne l'unico caso di un unico sonetto, riferimenti o connotazioni religiose. È del tutto secolare, umano. Pur adoperando con cura ed esattezza, talora con insistenza, terminologie specialistiche, linguaggi legali e commerciali, monetari, della stampa,
può affrontare i motivi più convenzionali, la lotta fra l'occhio e il cuore, l'amore cieco o spergiuro, ad esempio, può essere volutamente arzigogolato e concettoso, ma il filo del pensiero o del sentimento è seguito con slancio e controllo costante, ricondotto a un'armonia di assunti nonostante i riferimenti magari peregrini. Ha soprattutto attacchi quasi sempre folgoranti, che catturano e inchiodano l'attenzione per quel che segue. Shall I compare thee to a summer day? Thou art more lovely and more temperate, eccetera. Dovrò paragonarti a un giorno d'estate, tu sei più leggiadro e temperato, eccetera, eccetera. Devouring time, blunt you, the lion's paws. Tempo divoratore, ottundi, spunta le zampe del leone. Oppure un altro attacco, come un attore imperfetto sulla scena. Si presenta come un attore imperfetto sulla scena, oppure sfinito di fatica, corro a letto. Sono inizi incredibili. O più meditativi, went to the sessions of sweet silent thought, I summon up remembrance of things past. Quando le assisi del dolce pensiero silenzioso convoco, il termine giuridico, ricordi del tempo passato, remembrance of things past, che è stato usato in origine come titolo per la recherche di temps perdu di Proust. In inglese è stata tradotta, cioè il titolo è stato usato, remembrance of things past. If the dull substance of my flesh were thought, se l'ottusa sostanza della mia carne fosse pensiero. Oppure al giovane amato, what is thy substance? Whereof are you made? Qual è la tua sostanza? Di cosa sei fatto? How like a winter hath thy absence been? Come è stata, come un inverno, la tua assenza. Ora, in questo breve giro di 14 versi, tutto un mondo di passione, pensiero e sentimenti non solo ribolle, come in tanti altri canzonieri, ma entra in continuo conflitto drammatico, un sonetto con l'altro, un atteggiamento con l'altro. E tanto spesso questa tensione interna si raccoglie, si congiunge, si risolve nel distico finale, che in questo senso è come una coda di pacificazione. Questa abbondanza di risorse e di forme linguistiche è il corrispettivo di una gamma estesissima di percezioni, dove la complessità strutturale che ho cercato di descrivervi malamente non offusca la dimensione emotiva. La stessa convenzionalità di certi temi o certe situazioni trova modi non convenzionali d'espressione. Leggere questi sonetti è come abbeverarsi alle fonti più alte della poesia, sperimentare un incontro serrato con le grandezze e insieme con le miserie dell'uomo, con il linguaggio nella sua tensione più caricata e al tempo stesso più quotidiana, la massaia che corre dietro alla gallina col bambino che strilla. Tenendo infine presente che non siamo di fronte a sonetti singoli o separati, ma a un insieme, un tutto, un poemetto in strofe di 14 versi. Lo definì Coleridge, un grande poeta che si intendeva di queste cose.
in cui i momenti e le espressioni separate di particolari situazioni formano una visione unitaria, tormentata e partecipe, gioiosa e dolorosa del mondo, quale lo conobbe allora il grande Shakespeare e quale lo riconosciamo anche noi leggendolo oggi. Talché ci pare sempre di più, anche per chi lo vede esclusivamente come un poeta omerotico, come un contemporaneo, come un fratello. E non da ultimo, ciò deriva dal fatto che pur con tale meravigliosa ricchezza di espressione, l'enigma sull'uomo, sul mondo, sul modo di pensare, sugli affetti di Shakespeare permane. E cioè mai come in lui e come in questi sonetti il carattere enigmatico del reale diventa costitutivo dell'esperienza stessa che noi ne abbiamo leggendo. Dopo che si era infinite volte vituperato, svilito, c'è un mezzo verso che lo fa rivivere per noi. Dice Shakespeare con una frase biblica: I am that I am, che è ancora di più di io sono quel che sono. Non dice no, non dice I am what I am that I am, io sono che sono, cioè io sono in quanto sono. Ed è una sorta di un modo di sbandierare orgogliosamente alla fine di una interrogazione che sembra infinita. Per cui con buona pace di Wordsworth, di Coleridge, di Browning e di tutto gli altri, dopo aver letto tutti questi sonetti non sappiamo assolutamente nulla di quello che era Shakespeare.